Ciao da Nicoletta, oggi è una data un po' particolare, sono sincera, mi era veramente passata di testa. Poi guardando Facebook ho visto un mio caro collega e amico Gianluca Spadoni, che saluto, ciao, che ha scritto questo: ognuno di noi nella sua vita ha il suo 11 settembre. 11 settembre, in effetti è una data particolare, il giorno in cui ti crollano tutte le certezze, in cui ti sembra di essere in un film, in cui non sai da dove ripartirai e se ripartirai. Ognuno di noi sa che da quelle macerie è uscito diverso, nuovo, per tanti aspetti migliori, e sa che alla fine, comunque, potrà per sempre contare su ciò che rimane di noi. Grazie Gianluca per questa tua riflessione profonda. È vero, per ognuno c'è un 11 settembre, per ognuno c'è un crollo di certezze, a volte anche di vita. E proprio in un mio momento particolare, in un mio crollo di vita, ho scritto questa sorta di riflessione che vorrei condividere, perché veramente è in linea con l'11 settembre. Il fuoco ha ormai arso ogni albero, che maestoso ed imponente sergeva verso il cielo. Il terreno è ancora cosparso di ardenti bracci che lentamente rilasciano il loro calore al sottosuolo, diventando cenere. E solo chi è particolarmente sensibile avverte già sotto questa cenere il pulsare di nuovi piccoli germogli, bramosi di volgere il proprio cuore alla luce del sole, per irradiare di energia nuova l'aria di quella parte di mondo. La pioggia sta per cadere, impetuosa e dolce al contempo, per accelerare la rinascita di quel suolo che sembrava perso agli occhi di chi non crede. Qual è il tuo fuoco? E qual è la cenere che può dare nuovo humus, nuovo fertilizzante, nuova forza, nuova energia? Qual è la sfida e qual è stato il tuo 11 settembre? E quali sono le nuove torri che sei andato a creare, a ergere, a costruire per irradiare di energia nuova quel suolo che sembrava perso agli occhi di chi non crede? Buon 11 settembre! Ciao! Ciao!